concernente intendimenti del Governo in relazione al progetto di bonifica del sito industriale di Porto Torres denominato Nuraghe. Chiedo all'onorevole Piras se intenda, mi pare di sì, le do subito la parola. Prego. Grazie Presidente. Onorevole Sottosegretario Avvelo, mi si consenta di arrivare al punto facendo una brevissima cronistoria, o forse solamente descrivendo il territorio di Porto Torres, perché sa, Porto Torres è davvero una stranissima creatura del genio umano, una quasi sconosciuta per i più, e se lei vedesse per la prima volta Porto Torres forse non immaginerebbe mai le straordinarie ricchezze abbandonate, occultate dalla miopia degli uomini e dalla furia cieca dell'era industriale made in Sardinia che fu. Non direbbe ad esempio che lì è passata la storia, che in quello straordinario porto naturale è esistita la Iulia Turris Libisonis, crocevia strategico nel Mediterraneo della navigazione commerciale in epoca romana, terra di ricchezze baciata da Iside, che era la dea protettrice dei navigatori. Non vedrebbe immediatamente lo straordinario patrimonio naturalistico, il santuario dei cetacei, l'Asinara, le tracce imponenti della civiltà nuragica, la porta dei migranti sardi verso Genova e verso il nord Europa. Vedrebbe invece ciò che tutti noi immediatamente a Porto Torres vediamo: il crollo del sistema industriale costruito negli anni 60 sopra tutta questa bellezza, che ha generato certamente lavoro, reddito, sogni di una possente classe operaia impiantata nell'isola con la mano dello Stato. Noterebbe la disgregazione sociale prodotta dalla disoccupazione e dall'impoverimento generalizzato, le contraddizioni laceranti prodotte dai troppi errori commessi dalla politica. Comprenderebbe il terribile sacrificio dell'ambiente prodotto dal petrolchimico in 50 anni di sconsiderata aggressione del territorio, di sversamenti ed interramenti. E troverebbe anche, però, una cittadinanza attiva e nuovi importanti sussulti di coscienza che oggi rivendicano, affermano, pretendono la bonifica integrale dell'area oggetto della mia interpellanza. Una bonifica fatta senza sotterfugi né risparmi di risorse che verrebbero sottratte a un diritto alla salute già pesantemente compromessa nel territorio. Il crollo del sistema industriale pubblico ha prodotto deserti di povertà e disoccupazione, deserti di contaminazione e inquinamento, deserti di solitudine e rassegnazione. Ha prodotto una delle zone SIN più estese del Paese e ha prodotto Minciaredda, località sulla quale insiste un progetto di bonifica che kafkianamente qualcuno ha denominato Nuraghe. Sull'intero sito SIN questo progetto di bonifica comprende diverse zone ed arriviamo al punto. Il progetto prevede, almeno dalle informazioni da noi finora raccolte, prevede un intervento preliminare nell'area di Minciaredda attraverso la tecnologia multi-phase extraction per garantire l'allontanamento delle acque presenti nel sottosuolo, separandole dal surnatante ed estraendo le frazioni organiche volatili presenti nel sottosuolo. La rimozione delle matrici contaminate solo in corrispondenza di specifiche aree individuate a trattamento delle stesse in una piattaforma polifunzionale da costruire nell'area di Minciaredda e la realizzazione di 2 siti di raccolta che non sono altro che discariche di rifiuti speciali, e io ritengo anche pericolosi, come evidenziano gli elaborati di progetto e la normativa di riferimento, una per depositare i residui derivanti dalle palte fosfatiche di 55.000 metri cubi e un'altra per il resto di 171.000 metri cubi, sempre nella stessa area. Ecco, questo progetto di bonifica, che si fonda su questo strano principio che 2 discariche is meglio che one, parrebbe affatto dissimile da quello proposto nel 2009 da Syndial. È fortemente avversato dalla comunità locale e dalle sue rappresentanze istituzionali, tanto che nel 2013 l'intero Consiglio Comunale di Porto Torres, all'unanimità, quindi di tutte le forze politiche lì rappresentate in quel mandato amministrativo,
votò una mozione che respingeva questo progetto, rivendicando ciò che credo sia legittimo e giusto, anche a titolo di risarcimento storico, seppur diciamo parziale, del torto subito e della violenza subita da quel territorio. Peraltro diciamo per mano di aziende pubbliche, quindi principalmente di aziende a partecipazione pubblica. Oggi tutti invece sarebbero orientati, così si vocifera, ad accettare l'ennesimo mezzo diritto, che anche questa è una moda diciamo ormai assai diffusa in questo Paese, dopo anni di colpevole ritardo, perché se ne parla ormai da una vita della bonifica di quell'area. Il diritto appunto a una bonifica a metà, rispetto alla quale tuttavia in città si sta già organizzando anche la cittadinanza attiva e l'opposizione. Ora, noi siamo a conoscenza, così riportano le fonti giornalistiche le informazioni che abbiamo e chiediamo eventualmente conferma, che il 16 settembre scorso, quindi da qui anche l'urgenza di questa interpellanza, che il 16 settembre scorso si sarebbe svolto presso il Ministero dell'Ambiente un tavolo tecnico dedicato al progetto Nuraghe e poiché diciamo, sopravvive, come spesso capita in queste vicende, una sorta di coltre di nebbia, che non si hanno informazioni di prima mano, io le chiedo, questo è l'oggetto dell'interrogazione, della domanda, insomma i quesiti, quali siano le caratteristiche del progetto, quale sia l'opinione del Ministero in merito al progetto e come si intenda rendere partecipe la comunità locale. Questo per poter, diciamo, esprimere una valutazione più compiuta, per consentire alla popolazione locale di essere partecipe di un processo importante come la bonifica di un territorio come quello, di poterlo discutere e di poter valutare se, diciamo, quella bonifica è una bonifica che soddisfa le esigenze e il giusto diritto all'ambiente e alla salute di una popolazione ed anche, diciamo, ha probabilmente nuove opportunità di lavoro, oppure, diciamo, se quella bonifica è una bonifica, diciamo, all'italiana fatta a risparmio che non risolve il problema ed anzi magari lo compromette definitivamente costruendo due discariche che nella stessa area, che per cui da una parte verrebbe bonificata e dall'altra verrebbe, diciamo, a tempo indeterminato definitivamente compromessa. La ringrazio. Il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo ha facoltà di rispondere. Sì, grazie. Il progetto Nuraghe riguarda appunto la bonifica delle aree dello stabilimento petrolchimico di Porto Torres, identificate come Mincia Fredda 29 ettari, palte fosfatiche 3 ettari, vasche e pesci DMT 1,5 ettaro. Inoltre include la rimozione e il trattamento presso piattaforma polifunzionale on-site e l'eventuale recupero di terreni contaminati e rifiuti. I materiali non recuperabili saranno conferiti presso due impianti di confinamento on-site denominati modulo palte fosfatiche e sito di raccolta, entrambi localizzati nell'area Mincia Fredda Sud e conformi ai requisiti di legge, decreto legislativo 36 del 2003. In particolare il sito di raccolta è destinato a ospitare unicamente rifiuti non pericolosi, mentre il modulo palte fosfatiche è dedicato alla messa in sicurezza dei rifiuti contenenti TENORM, Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material. Per l'esame del progetto il Ministero dell'Ambiente, a partire dal gennaio 2015, ha avviato un tavolo tecnico con la partecipazione dell'ISPRA, della Regione Sardegna, del Comune di Porto Torres e di tutti gli enti di controllo locali, ARPA, Provincia e ASL. Per le problematiche afferenti la presenza di TENORM in area palte fosfatiche, il prefetto di Sassari ha istituito la commissione prevista dall'articolo 126 del decreto legislativo 230 del 95, ai fini dell'istruttoria del relativo procedimento. Il progetto Nuraghe, trasmesso a dicembre 2014, è stato oggetto di incontri tecnici a gennaio e marzo 2015 e valutato nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 9 luglio 2015, che ha formulato alcune prescrizioni in merito. In risposta alle prescrizioni formulate dalla conferenza di servizi, l'azienda ha trasmesso un documento oggetto di discussione nell'incontro tecnico tenutisi il 16 settembre 2015 presso il Ministero dell'Ambiente, alla presenza degli enti locali, di altre amministrazioni, ISPRA, Capitaneria di Porto di Porto Torres, ARPAS.
Esaminati i pareri istruttori acquisiti sul documento di risposta, hanno concordato sulla necessità che l'azienda trasmetta alcune integrazioni al progetto sulla base delle prescrizioni formulate. Una volta acquisita la rielaborazione del progetto, sarà convocata la conferenza di servizi istruttoria per la valutazione dello stesso, a cui seguirà, in caso di parere positivo sul progetto, la conferenza dei servizi decisoria per la successiva approvazione del decreto direttoriale. Nel corso della riunione tecnica tenutasi lo scorso 16 settembre, i convenuti hanno concordato la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Ambiente della documentazione inerente al procedimento, comprendente gli elaborati tecnici di progetto presentati dall'azienda e i pareri istruttori acquisiti in merito, al fine di rendere partecipe la comunità locale del processo decisionale, rendendo questo materiale ovviamente accessibile a chiunque ne voglia prendere visione. Grazie. L'onorevole Piras ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Sì, io prendo atto della risposta ben circostanziata e mi ritengo soddisfatto. Non mi capita spesso. Mi ritengo soddisfatto e lo ritengo un impegno, dato anche l'ultima parte della risposta, che tiene in considerazione il coinvolgimento della comunità locale. Staremo a vedere nell'incedere di questa vicenda quale sarà il tipo di coinvolgimento, perché, come dicevo nella presentazione dell'interpellanza, la comunità locale in passato e in maniera assolutamente unitaria si è già espressa. Non vorremmo infatti che in questo momento questa vicenda venisse semplificata e ridotta rispetto alle esigenze di una bonifica integrale, di una restituzione del territorio alla cittadinanza e del diritto alla salute pieno alla cittadinanza, che questa vicenda fosse in qualche maniera diventasse coercitiva, nel senso: non abbiamo i soldi per fare tutto, ci prendiamo il mezzo. Lo dico così perché spesso capita, perché troppo spesso capita, perché troppo si è in ritardo e troppo tardi si interviene. Io insisto solo su una questione, ne parlo col Ministero dell'Ambiente ovviamente. Veramente si vada a vedere la potenzialità di quel territorio, che ha ormai maturato, questo è evidente, una vocazione industriale. Si potrebbe pensare a un modello industriale magari meno impattante sull'ambiente, più rispettoso dei diritti delle persone e del diritto a vivere in un ambiente sano, e poi bisognerebbe provare a pensarlo un investimento serio in quel territorio così fortemente impattato dalla disoccupazione, che valorizzasse anche gli elementi di un modello di sviluppo di tipo nuovo, cioè che investisse laddove nel secondo dopoguerra non si è pensato di investire, cioè sulla grande filone culturale, storico, archeologico, architettonico, ambientale, che in quel territorio potrebbe essere un viatico di sviluppo sano, buono per tutta la popolazione, e che potrebbe avviare anche nella mia terra probabilmente una riconversione diversa rispetto a quella che si intravede in alcuni provvedimenti anche di questo Governo. Grazie, do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì, e se così conclusa lo svolgimento delle interpellanze urgenti. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 21 settembre 2015, ore 12, discussione generale del disegno di legge recante legge annuale per il mercato e la concorrenza, discussione generale del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, discussione generale delle mozioni concernenti iniziative volte a sospendere o revocare il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, discussione generale della proposta di istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione, nonché sui costi del fenomeno migratorio, discussione generale delle mozioni concernenti iniziative per la conclusione dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e il potenziamento del sistema dei trasporti della Regione Calabria. La seduta è tolta.